Oggi siamo qui a presentare, anche se in realtà un po' in ritardo, però insomma, il nostro nuovo direttore sportivo, Alessandro Frosini. Se riusciamo più... No, perché è un po' più dura, perché è entrata anche per l'altro, vero? Per un principio fisico. Si è gonfiata. Sì. Ecco, in due. Eccomi qua. Appunto abbiamo iniziato questo percorso con Alessandro Frosini, il nuovo direttore sportivo, che arriva dopo una grandissima esperienza a Reggio Emilia, un'esperienza più breve ma comunque molto, molto intensa alla Scaligera Verona. Inizia questo percorso con Manarelle Venezia, per cui grazie di essere qui. Come al solito inizio io con la prima domanda. Alessandro, se vuoi condividere con noi questi prime settimane ormai di lavoro nella tua nuova realtà, insomma, come sta andando? Allora, innanzitutto buon pomeriggio, perché ormai siamo già dopo l'ora di pranzo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare ovviamente la proprietà, lo stesso presidente Casarin e tutta l'Umana Rail Venezia per la grande opportunità che mi è stata concessa. Questo è diciamo un po' il preambolo, è già un po' che sono qua, nel senso è già passato credo un mese e mezzo abbondante, quindi sono entrato in punta di piedi cercando di innanzitutto capire dove sono arrivato, anche se da fuori ovviamente l'idea che avevo e che tuttora me ne rendo conto stando qua tutti i giorni, di essere entrato in un club di altissimo livello, per come è strutturato, per come è il pensiero e per come è la visione di questo club. Quindi per me essere qua oggi a presentarmi è un piacere, un onore e anche direi una responsabilità che dovrò portarmi da qui in avanti e conquistarmi il posto, perché insomma ovviamente quando si lavora all'interno di una società come questa devi produrre, devi portare idee magari nuove, però innanzitutto per me era importante capire dove sono e soprattutto quello che la società ha bisogno nella mia figura. Quindi sono completamente a disposizione del club. Tornando alla tua domanda, Francesco, le sensazioni sono buone ovviamente, perché è un inizio di stagione, c'è una squadra diciamo costruita per più del 50% nuova, con nuovi innesti, nuovi giocatori, c'è una continuità perché ovviamente c'è lo staff tecnico dell'anno scorso che è stato confermato, stiamo partendo cercando di mettere ogni giorno qualcosa dentro questa squadra per poterla per far sì che possa arrivare pronta all'esordio, insomma, ecco, la prima partita di Eurocup il 30 di settembre. Prego. Direttore, buon pomeriggio e benvenuto innanzitutto. Lei prima parlava di nuove idee da portare, ecco, le chiedo quali sono le sue personali idee che porterà appunto nella squadra, i suoi pilastri, il suo credo e anche l'esperienza che porterà qui alla Reyer. Ma ovviamente i pilastri sono dei pilastri fondamentali, quindi è l'etica del lavoro, l'ambizione, il voler arrivare a confrontarsi nel massimo livello. Questa cosa qua deve, in qualche modo devo anch'io trasmetterla, come lo fa lo staff tecnico, il capo allenatore, ma anche il direttore sportivo secondo me deve trasmettere qualcosa ai giocatori, all'ambiente. Quindi io ho avuto la fortuna di giocare ad altissimo livello, di vincere anche dei trofei importanti, sia da giocatore ma anche comunque da direttore sportivo. Insomma, non mi sono tolto le mie soddisfazioni, purtroppo ho mancato anch'io degli appuntamenti importanti, ma questo fa parte dello sport, è un ciclo, e quindi però mi sento comunque un vincente dentro e che ha un'idea di come si può lavorare. Detto questo, sì,
la mentalità vincente si costruisce giorno per giorno, non è che uno arriva e prende la pillolina e è vincente, no, assolutamente. Quindi l'obiettivo è quello di crescere, di riuscire a competere in ambedue le competizioni, insomma ovviamente il campionato italiano con la sfumatura della Coppa Italia, e soprattutto l'Eurocup. Questo è quanto. Direttore, Giacomo Gravisa, grazie. Ciao. Piacere. Ti do subito del tu così. Certo, ci mancherebbe. Ecco la squadra. Che squadra avete costruito proprio a livello di caratteristiche, cosa avete cercato, che gioco vogliamo proporre? Ma ovviamente ricalcando un po' la pallacanestro della scorsa stagione di Spachia, abbiamo cercato di inserire giocatori leggermente diversi, ma questo è dovuto anche poi alle dinamiche di mercato, perché tante volte hai delle idee e poi in corso d'opera devi cambiare. Però giocatori che comunque siano che abbiano innanzitutto del talento offensivo, talento fisico, quindi ovviamente Bowman, lo stesso Valentine, ma lo stesso Cole, che forse è un giocatore, è un playmaker sicuramente non di stazza, ma come altezza, però è un giocatore solido, un giocatore piccolo ma corace. Quindi abbiamo cercato di dare un po' più di pericolosità anche sul perimetro, spostando anche rispetto alla scorsa stagione un giocatore straniero sugli esterni, quindi avere la capacità di avere più produzioni di punti sul reparto dei piccoli che sui lunghi. Ovviamente siamo andati anche a prendere un giocatore come Orton, un giocatore che è dinamico, un giocatore verticale, un giocatore che ovviamente ha bisogno di essere innescato da parte degli esterni, delle guardie, ma che comunque con la sua velocità nel pick and roll, nel rollare dentro velocemente, crea vantaggi sia per se stesso ma anche ovviamente per i tiratori, perché le difese devono in qualche modo stringersi. Questa è un po' l'idea, poi siamo qua tutti i giorni a lavorare per far sì che la squadra possa giocare la miglior pallacanestro possibile, ma quella si allena tutti i giorni, si allena vedendoli e testandoli durante le partite, le amichevoli e correggendo anche il tiro. Ecco, ciao, hai detto proprio vedendoli, tu sei stato tutta la settimana a contatto su Affaicade. Che impressione hai avuto di questi primi giorni di lavoro? Ma l'impressione è positiva, ottima, perché vedo da parte di tutti la disponibilità dell'impegno, del sacrificio, della volontà di allenarsi al 100%. Siamo arrivati a giocarci la prima amichevole anche in condizioni fisiche, diciamo, come posso dire, non possiamo dire ottimali, perché quando sei in piena preparazione i carichi di lavoro sono stati elevati, e l'abbiamo notato soprattutto nei primi due quarti, dove la squadra era molto imballata a livello proprio di fisico. Poi mi è piaciuta sicuramente molto la reazione alle difficoltà di un amichevole comunque contro una Verona coreacea, una squadra che probabilmente lotterà per vincere il campionato di A2. Però nel momento in cui noi abbiamo, come posso dire, rotto il fiato, rotto l'acido lattico sulle gambe, la squadra ha avuto un altro passo e comunque ha dimostrato, insomma, che la differenza di categoria si vedeva, insomma, nel finale di gara. Detto questo, abbiamo tanto ancora davanti da lavorare, siamo solo all'inizio, anche se però insomma, siamo già entrati nel mese di settembre, quindi poco più di 28 giorni e siamo in campo, quindi nella prima partita ufficiale. Nel mentre ci sarà un percorso di amichevoli e di tornei per trovare il ritmo. Buongiorno direttore, ci sono state trattative particolarmente difficili su alcuni giocatori, poi le chiedo le altre, le contender, come le vede, se sono rinforzate, che campionato sarà secondo lei? Ma ovviamente il mercato non è mai facile, diciamo che dei giocatori
che hanno poi firmato per noi, le trattative si sono svolte molto molto velocemente, perché comunque anche da parte loro, da parte sia del giocatore ma anche delle loro agenzie, essere chiamati comunque dentro un progetto come quello dell'Humana Rail Venezia è qualcosa insomma, di non banale, ecco, quindi no, le trattative quando sono state avviate sono state concluse rapidamente, quindi ecco, le scelte anche sui giocatori, le nostre scelte, insomma, siamo riusciti a raggiungerle anche soprattutto sugli italiani. Sì, poi le chiedevo sul discorso delle altre squadre italiane, come vede il campionato, anche se siamo ai blocchi di partenza, quindi presto. Ma sai, sulla carta è sempre facile, no, dire Bologna e Milano, poi ovviamente bisognerà vedere chi saranno le outsider quest'anno. È ovvio che noi dobbiamo pensare di essere tra le grandi, questa deve essere la nostra mentalità, cioè, non possiamo relegarci in una posizione secondaria. È ovvio che Milano e Bologna sono due squadre di Eurolega, noi dobbiamo posizionarci subito lì dietro, poi ogni anno ci sono delle sorprese, non so se Trento riuscirà a replicare la fantastica stagione dell'anno scorso, sicuramente Tortona con un Fioretti che esce da Milano dopo tanti anni porterà sicuramente la sua esperienza, e sul roster che sta costruendo mi sembra che ecco, una Tortona può essere una squadra che possa fare un salto. Le altre sono tutte da valutare. Treviso, secondo me, parlando dei nostri cugini qua di fianco, secondo me ha allestito un roster interessante e soprattutto esperto, un roster che può far bene, perché ovviamente Pasquini sa il fatto suo, insomma, ecco, quindi è riuscito a fare, ecco, dei buoni innesti. E Trieste, un'altra squadra secondo me molto interessante per filosofia di gioco ma anche mentalità della stessa società, e poi a seguire, non lo so, ecco, bisognerà vedere, poi sarà il campo a dirlo, ecco, quello che verrà fuori questo campionato. Sicuramente un campionato non facile come sempre, come ogni anno, vincente, e mai scontato nessun risultato, devi sempre sudartelo fino in fondo la partita, devi sudartela, e lo sappiamo, lo sapete, insomma, però siamo qua per lavorare, per fare il massimo. Grazie. Faccio io. Da uomo mercato, esclusi i giocatori della Real, quali sono i nuovi arrivati nel campionato più interessanti, più suggestivi? Questa è sicuramente una domanda interessante, nel senso, la verità è che sulla carta, no, ci sono giocatori che possono essere considerati top, poi dopo è il campionato che lo decide, che lo dirà. Cioè, io non voglio sbilanciarmi, assolutamente fare nomi, dire che gli altri abbiano, insomma, trovato il nuovo X, ecco. Vedremo il campo quello che ci dirà. Posso dirti che tutti i giocatori che abbiamo scelto noi, Sì, infatti ho detto esclusi. ecco, i nostri giocatori, insomma, sono stati scelti con un criterio, con un senso. Ecco. Ora provo a farti sbilanciare io, l'hai detto te, prima hai vinto, hai giocato ad alti livelli, allargando un po' parliamo di nazionale, come la vedi e quali possono essere le reali potenzialità? La nazionale è un bel palcoscenico per tutti i giocatori che giocano a quel livello lì, insomma. La nostra nazionale, credo, negli anni ci abbia anche un po', come posso dire, illuso, no? Nel senso, tanti anni negli anni scorsi avevamo delle nazionali molto forti sulla carta che dovevano arrivare magari a riuscire a raggiungere un podio o qualcosa di più. Purtroppo non siamo riusciti negli ultimi, sono passati un po' di anni, no? dall'ultima medaglia, quindi non siamo riusciti, anche con i vari Bargnani, Bellinelli e lo stesso Gallinari, ecco, che sull'immaginario di tutti erano dei top player, non siamo mai riusciti ad arrivare a podio. Quest'anno partiamo con sicuramente tante difficoltà, perché ovviamente, ecco, la telenovela estiva
dell'arrivo di Vincenzo, però c'è un gruppo ben rodato, direi, ragazzi che danno l'anima per la maglia. È un campionato difficile, stasera insomma sarà l'impegno con la Spagna, però secondo me è una squadra che gioca con il cuore, quindi tutto può essere scritto. Dobbiamo sicuramente riuscire a finire bene questo girone, ci qualificherà per gli ottavi, e poi dopo lì sono anche un po' dei terni al lotto, insomma gli incroci, quindi una squadra che secondo me può crescere all'interno dello stesso campionato, soprattutto a livello mentale e di coesione, quindi stasera è un passaggio importante, ecco, soprattutto per la qualificazione come posizionamento, ecco, e da lì poi può essere un crescendo dagli ottavi in avanti.